Lista d'attesa negli ospedali. Luca Zaia bacchetta i dirigenti delle USL. Il servizio va migliorato, dice, anche se finora sono stati rispettati i tempi previsti dalla legge. Ma non basta, e ne parlerà lunedì prossimo in un vertice con tutti i direttori generali delle USL venete. Penso che il futuro non sia solo più quello di rispettare i parametri di legge, le famose UP, insomma le indicazioni che abbiamo in ricetta, quindi la visita P programmabile non urgente, e già lo facciamo bene, vedrete i dati lunedì, ma sia quello di oltrepassare, andare oltre la legge e pensare che se un cittadino o una signora ha una mammografia programmabile e quindi la si deve fare entro 180 giorni, non è che noi siamo bravi perché la facciamo al 179esimo giorno, siamo bravi se la facciamo dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo 2 settimane, perché la legge non ci punisce se la facciamo prima. Non vorrei che ci adagiamo sul fatto che la legge prevede 180 giorni. Io questi discorsi dei direttori non li voglio più sentire. Il governatore del Veneto, insomma, è impegnato più che mai, viste le imminenti elezioni regionali, a far dare dai medici il meglio per i suoi elettori, anche se all'inizio della legislatura aveva puntato a ridurre molto di più i tempi di attesa per una visita. Di un risultato però va fiero, ed è l'ospedalizzazione che in media si aggira sui 7 giorni. Vi ricordo che l'ospedalizzazione media in Veneto è di 7 giorni, il che vuol dire che noi siamo già all'avanguardia. Se voi considerate l'ospedalizzazione media in alcune regioni italiane è di 30 giorni, vuol dire che noi sul letto dell'ospedale curiamo 4 pazienti mentre gli altri stanno lì a far ciondolare il paziente per un mese con dei costi paurosi e curando di meno i pazienti, perché se un paziente tu me lo tieni mediamente 30 giorni in ospedale contro i 7 del Veneto vuol dire che non curi bene i pazienti. Le dimissioni lampo però non trovano tutti i medici favorevoli, soprattutto quelli di base, sui quali ricade il peso dell'assistenza a casa dei postumi post-operatori, con mezzi a volte inadeguati.